una rimpatriata calcistica sotto il segno dei ricordi del passato, ovvero gli anni d'oro del calcio sanvitale, iniziato con il campionato 74-75 e i grandi esploit dei rossoblù del presidente Giorgio Ortolan, con una compagine di tantissimi talenti che dai campionati del CSI portò la squadra alle soglie della Serie D e che per quasi una decina di anni fece la storia dell'intero paese di Megliadino Sanvitale. Ricordi che riempiono le cronache dei quotidiani, un piacevole amarcord alle imprese del passato che ha dato spunto anche a Renato Malaman del Mattino di Padova nel riproporre la notizia di quello storico momento calcistico che ha coinvolto anche l'ex giocatore del Milan, Nevio Scala, corteggiatissimo allora da Ortolan, che si accasò al Vicenza, da dove iniziò la sua prestigiosa carriera di allenatore in Italia e all'estero, come ci racconta lo stesso Malaman che li ha intervistati. Una serata speciale a Megliadino Sanvitale, alla locanda Caveglio. Il titolare di questo locale è il presidentissimo del Sanvitale dei Record, una squadra che è rimasta nel cuore di molti, squadra che negli anni 70 riuscì in pochi anni a raggiungere la promozione partendo dalle categorie amatoriali. Abbiamo qui il presidente, per un po' l'immagine, Giorgio Ortolan, che questa sera ha voluto fare una grande rimpatriata con tutti i giocatori di quella squadra magica e con un ospite speciale che presenterete. Ecco Giorgio, spiegaci com'è nata questa idea. È nata così per la tanta passione che uno ha del calcio, che ama veramente il calcio. È incominciato negli anni 70 e per 22-23 anni abbiamo continuato con alterne fortune, ma più positive che negative. Siamo partiti eravamo solo iscritti al centro sportivo e successivamente siamo iscritti alla federazione. Abbiamo incominciato dalla terza categoria e ogni 2 o 3 anni abbiamo vinto i vari campionati, siamo arrivati in promozione, comportandoci bene anche in promozione, fallendo la Serie D nella categoria ancora superiore. Un paesino di 1900 abitanti, penso che abbiamo ottenuto dei risultati pur allenandoci da dilettanti 2 volte alla settimana. Il mio dubbio è stato questo: cosa si poteva fare se facevamo, non dico i professionisti, ma i semi-professionisti con un gruppo del genere? Penso che potevamo ottenere dei risultati impensabili. Beh, comunque avete battuto il Vicenza, era in C2, per carità inamichevole, però avete battuto 2 volte nella stessa stagione in Cittadella, andata e ritorno, avete vinto a Bassano del Grappa, con Bassano 2-0 e avete vinto anche con Sottomarina 2-0 con doppietta di Dichiaro. Qual era il segreto di quella squadra? Tanta umiltà, proprio cercavamo di trasmettere tutta questa semplicità e umiltà, perché ho visto anche dalle cronache, dalle tue cronache in quel periodo, che sei rimasto soddisfatto ma anche impressionato dalla semplicità con cui i giocatori giocavano. Non c'era tutto quel TikTok che c'è adesso, ma puntavano direttamente a realizzare, a arrivare alla porta. Il fatto che stasera ci siano tutti vuol dire che hai seminato uno spirito che è ancora molto vivo. Io ringrazio tutti e ringrazio anche a nome del paese, perché in quei 20 anni lì il paese viveva solo di calcio sanvitale, quindi ringrazio tutti i giocatori a nome di tutto il paese, perché sono stati splendidi, fantastici. Io ho sentito molti che vorrebbero invece ringraziare a te di cuore per te, complimenti a tutti. Grazie a tutti. L'ospite d'onore di questa sera è niente meno che Nevio Scala, il grande giocatore e poi allenatore, vincitore della Coppa delle Coppe con il Parma e vecchio amico di Giorgio Ortolan. Con lui vorremmo ricordare 2 episodi molto curiosi. Il primo è quel giorno che Giorgio Ortolan gli chiese di allenare il Sanvitale, era il 1985. Dove eravamo e cosa successe? Ma in effetti io avevo finito la mia attività di calciatore e Giorgio Ortolan era alla guida, era alla presidenza di questa squadra del Sanvitale e mi si è avvicinato in una sera di estate e mi ha detto: mister, io sono un ambizioso e voglio chiederle un
una cosa. Non mi aspettavo che lui mi avesse chiesto una cosa così, diciamo, importante. E allora in quel momento purtroppo avevo in anticamera una proposta della Rossi Vicenza per allenare il settore giovanile, e questo ha fatto sì che rifiutassi questa sua proposta, anche perché non si era accorto dove sarebbe finito. A malincuore ha rinunciato? Sì, ha rinunciato a malincuore, però ha capito anche che in effetti di fronte a una proposta così importante, che poi è stato il mio trampolino di lancio per la mia carriera, non poteva che essere felice. Poi c'è un altro episodio che Giorgio mi ha raccontato, quel giorno in cui mi ha chiesto vieni con me la domenica sportiva perché ti devo ringraziare pubblicamente, perché grazie a quel rifiuto alla tua proposta io ho avuto porte aperte per una carriera importante. È vero? In effetti è la verità e Giorgio lo ripete sempre, ce lo raccontiamo sempre quando vengo a mangiare qui in questo bellissimo locale, e quindi con lui ho avuto sempre un bellissimo rapporto che si è rinnovato negli ultimi tempi, quando lui ha aperto questo locale e mi ha ospitato con la mia famiglia qua, e quindi ogni tanto ci vediamo. Ecco, nel calcio di oggi può esistere un altro San Vitale? Esisterebbe se esistesse un altro Giorgio Ortolani. Questa purtroppo è una situazione in questo momento difficile per il calcio, anche per il calcio diciamo a livello inferiore, è difficile anche per la Serie A, per la Serie B, però per i dilettanti è ancora più difficile, e la gente comincia a disamorarsi di questo sport. Di Giorgio Ortolani ce n'era uno solo e adesso non c'è più neanche lui praticamente. Però se ci fosse qualche persona in grado di capire e di accettare i limiti di questo momento, io credo che tutto sarebbe possibile. Che valori ha lasciato comunque quel San Vitale e che cosa ci ha trasmesso Giorgio Ortolani con la sua passione? Guarda, questa è una testimonianza. Questa sera troviamo qui tutti gli ex calciatori, allenatori, che all'invito di Giorgio si sono tutti precipitati. Penso che nessuno abbia detto di no, a parte qualcuno che magari è influenzato. Anch'io ho rischiato di non venire perché sono abbastanza costipato, però ecco, questa è una testimonianza del rapporto che Giorgio era riuscito a stabilire con i suoi giocatori, con i suoi allenatori. Quindi veramente un grande merito a questa persona che ha lasciato il segno in una diciamo, realtà piccola ma importante. Una serata vissuta nei ricordi con tutti i protagonisti di allora, ovvero ex giocatori, allenatori, preparatori atletici che hanno vissuto quei momenti storici, ma anche di gioia, che si sono ritrovati a cena alla locanda Caveio, che Giorgio Ortolani ha trasformato in un locale di prestigio. Serata condotta da Renato Malaman, che ha ripercorso con i protagonisti le tappe e i tanti episodi del passato, ripercorsi nello stesso tempo rivissuti con nostalgia. Miracoli calcistici del San Vitale, un mosaico di forze che sapeva incutere timore a tutti, sia in casa che fuori. Abbiamo qui altri due protagonisti del grande San Vitale dei record, e sono l'allenatore Mario Boeto, che ha allenato la squadra al suo esordio in promozione, e Antonello Di Chiara, che di quella squadra era un po' il regista, il tuttofare. E partiamo con Mario Boeto per chiedergli qual era il segreto di quel grande San Vitale. Ma secondo me è stata la scelta che ha fatto dei giocatori il presidente Giorgio Ortolani. Ha scelto persone che erano serie, avevano carattere e non gli piaceva perdere. Secondo me queste erano le caratteristiche che hanno fatto forti questa squadra, perché se pensiamo che abbiamo giocato contro Bassano, Adria, Cittadella, Rovigo, Tiene, Valdagno, Bassano, un paese come San Vitale, noi eravamo il Chievo di adesso, secondo me. Ecco. Fatte le debite proporzioni, noi eravamo il Chievo di adesso. Qualche episodio in particolare scolpito nei suoi ricordi? Ma diciamo che uno degli episodi più belli
è stato il risultato positivo ottenuto a Valdagno, che eravamo rimasti anche uno in meno, poi in tutti gli anni la giornata della salvezza, perché noi, sì, della salvezza, no? Che per noi è stato come aver vinto il campionato. Come finì quella partita? Abbiamo fatto un pareggio in casa con Rovigo. Abbiamo pareggiato con Rovigo 0-0 ed è stata la salvezza, quindi noi l'obiettivo era raggiunto. Bene, invece con Antonello Di Chiara vorrei così, rispolverare un episodio assolutamente straordinario, perché si riferisce alla partita sottomarina San Vitale, in cui lui, contrariamente a quello che aveva promesso al presidente, quella notte non andò praticamente a dormire, si presentò comunque in campo, ma ecco, fu protagonista di una prestazione unica, perché segnò il primo gol e fece l'assist per Moreno Calore del 2-0. Il San Vitale vinse a Sottomarina allo stadio Ballarin. Come andò? Praticamente hai raccontato già quasi tutto. Parzialmente non è vero che non andavo a letto la notte, cioè non facevo i famosi dritti, andavo a letto tardino e magari andavo a divertirmi o a ballare o in giro. Niente, lì è successo il famoso pallone che ti arriva a metà campo, perché praticamente di straordinario quel gol ha avuto secondo me proprio l'evoluzione dell'azione, che sono partito che ne salti uno. I tuoi compagni ti fanno un movimento, due movimenti, ti trovi che salti il secondo facile, mi sono trovato praticamente al limite dell'area che ne avevo uno solo, l'ho saltato, non è stato in grado di farmi il fallo, è uscito il portiere, mi ricordo, e invece di tirare ho voluto saltare anche il portiere, e lì mi ricordo fra il mister e il presidente che mi urlavano tira, e praticamente sono andato in porta con il pallone e è nata sta leggenda semi-metropolitana. Tutto lì. Dopodiché, per lo sforzo fatto chiaramente e un po' anche per la gioia, voglio aggiungere, sono andato in panchina a festeggiare, e lì mi è venuto un piccolo conato di vomito e mi sono nascosto dietro la panchina ed ho fatto il mio bisognino. Allora, questa è la verità, la versione di Chiara, insomma, di quell'episodio. E poi comunque la partita colpì talmente gli avversari che l'anno dopo, mi pare, ti reclutarono. Sì, dopo sono andato l'anno dopo a Sottomarina. È stata una bella avventura, anche se effettivamente dopo 4 allenamenti alla settimana, perché lì li facevamo il pomeriggio, e partire, io abitavo a Ponso, partire da Ponso al Ballarin erano precisamente 67 km andare e 67 venire, per 4 volte più la domenica, insomma un anno credo che sia bastato più che sufficiente, perché considerando che avevo 22-23 anni, quindi ormai il professionismo non lo facevi più, e io che interpretavo il calcio giusto come uno sport dove ci si divertiva, dove si stava assieme, dove si aspettava l'allenamento del venerdì, perché finito l'allenamento si andava tutti a ballare, era diventata una cosetta un po' troppo impegnativa per me. Ho deciso che andava bene così e ho insistito con i dirigenti del mio paese di Ponso, e mi hanno preso. Lì ho cominciato a fare l'allenatore giocatore e è cominciata una specie di altra carriera, insomma. Un po' alla volta ho smesso di giocare e ho cominciato ad allenare. Vediamo cosa fanno adesso invece Mario Boetto e Antonello Di Chiara. Mario Boetto è stato campione d'Italia col Padova Primavera nel 60-61 mi pare, poi tra le altre squadre ha allenato anche il Monselice, ha allenato l'Este. Brevemente il curriculum e cosa fa adesso? Allora, se permetti, volevo dire anche un'altra cosa, che queste serate qua per me mi danno la vita, perché rivedere tutte quelle persone che abbiamo lottato, abbiamo gioito, sofferto assieme, e rivederci dopo tanti anni con entusiasmo, per me è vita. Ecco, chiuso questo, io attualmente sono diventato un mezzo scrittore. Ho fatto un libro sulla storia del calcio Monselice, adesso sto facendo quello sulla mia vita, sulla mia storia sempre sportiva.
Poi vado a vedere partite, il Padova, l'Este, mi dispiace per il Monselice che non c'è più, ma andavo a vedere il Monselice. E io, il mio curriculum di allenatore, sono partito con il settore giovanile del Monselice, poi sono stato ingaggiato da Giorgio Ortolan qui a San Vitale, ho fatto 3 anni qua, poi ho fatto un anno ai Commercianti Solesino, sono stato 3 anni a Este, sono stato a Montagnana, ho fatto 2 anni a Monselice e sono stato anche a Ponso. A Ponso ho fatto 1 anno e mezzo per evidenti incomprensioni col presidente di allora, ho dato le dimissioni e dopo di quella volta lì ho appeso il sacco, la borsa al chiodo, perché mi sono accorto che non riuscivo più a seguire la mentalità sia dei dirigenti che dei giocatori che crescevano. E allora ho detto: Mario, la colpa è tua che sei vecchio, devi lasciar perdere e lasciare spazio ai giovani. E io da quella volta lì mi diverto ad andare a vedere le partite. Mentre Antonello Di Chiara cosa fa adesso? Adesso attualmente alleno il Castelbaldo Masi, una squadra di un paesino qua della Bassa Padovana, prima categoria. Siamo un attimino in difficoltà per quanto riguarda la classifica, cioè praticamente adesso saremo ai play out e basta. Ci divertiamo, una bella squadretta, questo lo posso dire assolutamente, un po' giovane, un po' forse anche un po' inesperta per la categoria, visto che si tratta anche comunque di una neopromossa, e vabbè, speriamo di farcela, magari anche evitando i play out. E i sentimenti con cui sei venuto questa sera? Condivido pienamente quello che ha detto il mister, perché è bellissimo, perché ti rivedi, magari rivedi i ragazzi che non vedevi da più di qualche anno, con la stragrande maggioranza, diciamo, di quelli che sono rimasti qua nella zona, bene o male ci siamo rivisti, ci rivediamo. Con qualcuno che per motivi di lavoro, per motivi di famiglia si sono allontanati, è stato un piacere immenso averli rivisti. Uno fra tutti Sergio Danieli. Bene, speriamo sia la prima di tante serate così. Grazie ad entrambi. Me lo auguro anch'io. Un tuffo nel passato che ha aperto il cassetto della memoria, dove sono custoditi gli innumerevoli ricordi di un glorioso passato che ha tenuto unito nello sport tutto il paese e che ha segnato per sempre il futuro di Nevio Scala, allenatore, sia gli exploit del San Vitale Calcio, ovvero scorci del passato che le foto e i ritagli di giornale resteranno per sempre incisi anche nella memoria dei protagonisti di quel memorabile periodo che fecero la storia del San Vitale, del quale ricordiamo anche qualche nome come Antonello Di Chiara, Mario Boetto e poi ancora il trio dell'attacco Vascon, Busone e Bressan, per non dimenticare Gennaro, Cosumano, Cecchetto, Danielli, Trivellin, Zatti, Gasparini, Guardalben, Mattioli, Luisi, Consolaro, Lunardon, Bernardi, Arisi, ma anche il tecnico, Guarniero e qualcuno che ora non c'è più, come Lorenzi e Fioravanti, che fecero il San Vitale Calcio che Giorgio Ortolan ha presieduto per una quindicina di anni. Forget your dad, he's gone. Forget your dad, he's gone. He's gone, he's gone, he's gone, he's gone. Oh, he's gone, he's gone, he's gone, he's gone. Oh, he's gone, he's gone, he's gone.
Osio, Minotti al volo, gol! Parma in vantaggio, 1-0 per il Parma, splendido gol del capitano Minotti. È un grandissimo gol perché fatto in acrobazia contro una difesa del da parte di Zorazzo, tocca in mezzo per Severus che va al tiro, gol! Pareggio della destra. Questo è un regalo. Grande gol di Severus su un errore della difesa del Parma. Cerca di liberarsi dell'avversario. Ancora Osio. Era Segers e c'è il competente di gol di Melli che porta in vantaggio il Parma 2-1 al 29esimo. È stato bravissimo Osio a fare questa azione, ha traccheggiato, ha aspettato che Melli pigliasse la posizione giusta, poi gli ha dato uno splendido pallone, è stato anche favorito Melli. Scatta bene Cuoghi, non è fuori gioco, è solo davanti al portiere, tiro, gol! 3-1 per il Parma. Stefano Cuoghi firma probabilmente la conquista della prima Coppa Europea per il Parma. L'ho incontrato nel sottopassaggio ed ecco il visto finale del signor Affermato. Parma batte avversa 3-1 nella finale della Coppa delle Coppe con gol di Minotti all'ottavo, Melli al 29esimo e Cuoghi al 38esimo del secondo tempo, ai quali la squadra belga oppone il gol di Severus all'11esimo e il Parma conquista il suo primo alloro europeo e noi ci auguriamo che sia del Parma per la squadra e per i giocatori, ma è un grande premio alla serietà della squadra diretta da Nevio Scala e gestita molto bene dal patron Tanzi con la collaborazione del suo braccio destro, il presidente Giorgio Petraneschi, che fa il Mattanese che si congratula con il capitano del Parma e il presidente dell'UEFA Johansson consegna la coppa che Lorenzo Minotti ha al pubblico e che è un trionfo meraviglioso, un giuntolio di gara d'andata della finale di Coppa UEFA. Tezzola e Spriglia. Il lancio bellissimo per Dino Baggio, esce Rampulla, il pallone in vantaggio il Parma. Batte lungo Torricelli, posizione regolare di Vialli al tiro ed è gol! Grandissimo gol di Vialli al 33. In diagonale Vialli, la palla è rimbalzata e prima Crippa intanto ha dato ad Aspriglia per Mussi. Va Mussi a effettuare il traversone, c'è la deviazione, il colpo di testa di Dino Baggio. Ancora lui e il Parma raggiunge il pareggio. Ora la Juve deve segnare 2 gol. C'è il fischio finale dell'arbitro e il Parma si aggiudica la Coppa UEFA. Una grande vittoria contro una grande Juve. Sì, una grande Juve ma un grande Parma credo. Grandi imprese, Nevio. Beh, questo mi ripaga delle amarezze ricevute negli ultimi giorni. Non ho altro da dire, grazie. Una grande vittoria contro una grande Juve. Stupenda vittoria contro una bellissima Juve. Dedicata a te stesso anche. Ma la prima parola che mi viene in mente è Andrea Fortunato. So che loro l'avrebbero dedicata a lui e dedico anch'io di cuore. Complimenti. Grazie. Ecco, molto bella questa dedica di Nevio Scala a Andrea Fortunato. Johansson che ora premia il Parma con la Coppa UEFA che Capitan Minotti alza al cielo. Il Parma vince la Coppa UEFA e per l'8ª volta una formazione italiana si aggiudica questo ambito trofeo.